Questo programma è offerto da Amici, ma questo è il panificio che fa per me tante cose buone. E che odorino, panificio Mary, venite con me. Mary, è un piacere farti questa intervista, anche perché tutti conosciamo questa grande realtà ormai da 50 anni sul territorio, Panificio Mary, e tu sei la protagonista. Come stai al pensiero che sarai sotto torchio dalle nostre telecamere, e soprattutto di questa vostra produzione, di queste belle dolcezze infinite che offrite ai vostri clienti? Siamo soddisfatti della nostra produzione perché abbiamo tutti i prodotti naturali, sono tutti prodotti ottimi e vi aspettiamo in tanti per venire ad assaggiare. Quanti profumini, che odore speciale! Beh, ho elencato tanta buona roba, tra crostate, anche cose rustiche, piatti tipici, piatti della nostra grande città. Però la gente vuole constatare, non solo con gli occhi, ma anche col gusto. Quindi Mary, a te la domanda: dov'è che troviamo il Panificio Mary? Vi aspettiamo a Panificio Mary e vi do pure il nostro numero 081 97 67 645 e vi ricordo l'indirizzo via Montagna Spaccate 316 per prenotazioni, buffet e tutto. Vi aspettiamo! Amici, al Panificio Mary sforniamo pane ogni mezz'ora e quindi a Catatavilla Vi aspettiamo al Panificio Mary! Non si bella, tu sia fino al mondo, e pensieri vanno sotto sta gonna. Tu sei sesso travestito da donna, l'ascensore della sensualità. Non si bella, tu sei fasima carnale, belle nasima. Fasami vestita, se ne carne, spogliami così. Come stai facendo, amore, eterno amore? Ben ritrovati amici di Partenope TV, e che puntata amici abbiamo preparato questa sera, davvero tanti saranno i colpi di scena, tante saranno le sorprese, a tu per tu, sì, perché la musica è assicurata, italiana e napoletana. Amici, però io vado subito al sodo perché devo presentare come sempre il mio compagno d'avventura, il nostro giornalista ufficio stampa, professore Antonio Daddio. Buonasera, ciao Ida. Settima puntata, Antonio. Settima puntata, e ti voglio subito ringraziare perché in settimana è uscita un'intervista che mi hai fatto. Grazie, l'intervista è andata molto bene, Casoria 2, ringraziamo anche Nando Troisi, il direttore, E tante cose, e poi oggi come al solito, ogni martedì, eccolo qui, il Roma che dedica una pagina al nostro ospite, che noi vogliamo mantenere così l'anonimato, ma ormai sta dappertutto e quindi sapete chi è, chi ci sta per raggiungere adesso. Vabbè, ormai i social sono sbrigativi, come si suol dire, perché hanno dato la notizia immediata anche della sorpresa, perché aspettavamo anche una conferma di Giuseppe Attanasio, quindi Giuseppe Attanasio arriverà tra poco, però adesso concentriamoci proprio su lui. Però prima dobbiamo ringraziare un po' i media partner come prima Roma. di ringraziare devo dire che sei A me- sempre più elegante. Davvero? Sei Ma sempre più grazie a elegante. lei Antonio, indovina un po' chi è stata? Eccola, sta qui anche negli studi. Licia Giametta, le spose di Licia di Aversa, grazie per tutto. E poi l'hairstylist, il nostro Gino Piazza. Ti piace il nuovo taglio? Hai visto? Mi piace molto, sì. Di la verità, corto, bello, ribelle. Sbarazzino. Sbarazzino, bravo. Mi avevi letto nel pensiero, Vedi? per caso, quando sono andata da Siamo Gino. Vabbè. telepatici. infatti. E poi dobbiamo ringraziare un po' tutti quelli che credono in questi progetti, il nostro editore Angelo Ciero di Partenope TV e il nostro direttore artistico Renato De Carmine. Grazie infinitamente. E poi la Voce di Napoli, che è in diretta in questo momento con noi, perché la puntata di questa sera è in diretta appunto su Facebook, quindi non perdetevela. E poi mi ha detto il direttore che siamo un po' dappertutto, siamo in TV, in Abruzzo, in Puglia, comunque guardateci dappertutto. Ma anche in Croazia. Addirittura siamo anche in Croazia Mi stasera. mancava questa, sì, però. Proprio a Meggiugorje stiamo. A Quindi una bella benedizione ci vorrebbe. Campania, Basso Lazio,
Puglia, Abruzzo e anche Croazia, quindi veramente. E poi chi non può seguirci attraverso la televisione c'è anche lo streaming www.partenope.tv. Ma adesso basta chiacchierare. Diamo sfogo alla musica Sì. perché gli artisti sono stati fin troppo fermi, quindi qui li facciamo sfogare con tanti live. Arriva quel momento che tutti aspettavate, lo so. Arriva quel momento. Tu per tu. Arriva Gianni Fiorellino. Eccolo qua. Non si bello, ha tu dato sia anche una bella capata sotto Vabbè, la a posto, televisione. a posto. Ciao È stata a la tutti, benedizione. maestro, professoressa. Ah, bene, bene. Divertitevi un po' con i ruoli. Sì. Accomodati. Buonasera a Gianni. tutti. Ma soprattutto grazie per aver accettato l'invito. E perché non avrei dovuto? Noi stiamo sperimentando questo nuovo format e quindi insomma Siete alla settima puntata, settima quindi puntata. Abbiamo sperimentato bene. Sperimento sta andando bene. Ci fa piacere quando voi accettate e venite a mettervi a nudo. È sempre un piacere, almeno per me, trovarmi con te, perché abbiamo fatto hai seguito tanti percorsi della mia vita privata e artistica, e poi con Ida, che lei sa bene, le voglio bene. Ho condotto tante cose. La stimo moltissimo. Grazie, Gianni. Insomma, augurissimi per il principe. Grazie. Mi hai detto che cresce bene. che Cresce bene come anche i se tuoi dice funzioni pa. d'altronde. Dice pa e non dice ma. Vabbè, vedi, quello peccato. non è indicativo di niente. Questo Si sta semplicemente sbagliando. si sta sbagliando. Quindi Andiamo si bene, renderà salutiamo il papà. Questo è un mamma affronto. Salutiamo Claudio Malfi, Ciao, Claudio. il mio Bacio. compagno. Gianni, come va? Raccontaci un po' Bene, come stai allora, vivendo questi giorni. Umanamente benissimo, nel senso perché poi quello che ci condanna in questo lungo momento è solo la questione lavorativa, insomma, perché lavorativa poi, sai, per uno che fa un lavoro di passione, no? È doppiamente pesante accantonare momentaneamente la passione e vederti anche, insomma, senza lavoro, perché in realtà noi siamo dei senza lavoro in questo momento, così come tante categorie che abbracciano un settore più ampio che è quello della ristorazione. Te ne potrei elencare una Tanti. cifra che girano intorno a tutti gli eventi, quindi eventi non si intende solo il cinema, il teatro o il palazzetto, ma almeno secondo il mio pane quotidiano, che è quello degli eventi, le cerimonie, il cerimoniale, no? Quindi dal fotografo al fiorista stiamo tutti quanti nella stessa condizioni. Sperando che possa finire presto questo. Allora, prima ne parlavamo, diciamo bilancio, che dai, un bilancio di il tutto. bilancio è che questa volta è più lunga della volta scorsa, lo dicono i dati, però abbiamo avuto un cambio al governo che tutto sommato secondo me è a favore del lavoro, quindi, ma non perché l'altro era a sfavore, ma secondo me Draghi, essendo un economista di quelli storici che ha quasi sempre avuto successo nella sua vita, credo che punterà anche questa volta con l'occhio sempre alla prevenzione, a questo dramma che stiamo vivendo ormai da un anno, ma non si dimenticherà che il lavoro è il primo articolo della Costituzione italiana e che tutta la Costituzione si basa sul lavoro, no? Quindi se ce lo togliete non ci accontentiamo nemmeno che ci pagate, perché togliere il lavoro è come togliere la dignità. E non saremmo in un paese come l'Italia, dovremmo stare in un altro stato. Quindi noi siamo italiani e abbiamo voglia di produrre, lavorare e fare le cose che ci piacciono. In questo momento vengono fuori anche quelli che non hanno mai lavorato nella vita, per esempio, no? Gli sfaticati che non hanno mai voluto fare niente, in questo Adesso momento quelli avrebbero sono voglia sempre. di andare a Sono lavorare. sempre Quindi stati. potrebbe anche essere che secondo me da questo momento in poi, se ci danno la possibilità, ci saranno più opportunità di lavoro e ci sarà più gente che avrà voglia di lavorare, perché non sempre ci sono i grandi lavoratori che escono 20 ore al giorno. Speriamo bene. Io sto speriamo vedendo bene. questo primo piano tuo, stai proprio in perfetta forma tu. La Stai proprio pandemia bene, quindi ti ha fatto stai bene. bene proprio. Meno male, sono contento, meno male. Senti, quindi dobbiamo lavorare perché Eh. con questi 12 album, 3 live, Già. Già siamo fatti, arrivati già già fatti. fatti, no? Realizzato Allora, però comunque pensa tanto. che il 3 aprile faccio 39 anni. Quindi ci stai 12 comunque. dischi, lasciamo stare i live, sono delle compilation. Sì, sono sì. Però inediti, se sono Inediti 12, 12, più quello che uscirà su 13, non è 39 anni di età e 32 di carriera, perché lui ha iniziato a capito, 7 ha anni. iniziato ha iniziato a 7 anni. cioè, carriera proprio no, No, vabbè, direi però- da 11 anni, come si fa conto? 11, Da 39, 11, quasi no, sono. non parlare di Sa. matematica. Lui puoi parlare di greco, di latino con lui, di matematica. Sono Abbiamo qualche tanti prof gli di anni, matematica. investiti appresso alla musica e mi hanno anche comunque dato quasi sempre soddisfazioni. Le volte in cui ho avuto meno soddisfazioni erano i momenti in cui ho pensato di sperimentare di più sulle mie conoscenze e che poi col senno di poi, diciamo, attualmente queste pause che ho avuto nella mia vita artistica mi sono anche servite, no?
perché lo studio è fondamentale e tu mi puoi insegnare. Che lo studio è fondamentale anche nel momento in cui sei in una fase di successo. Rallentare o cambiare rotta non significa perdere del tempo, perché se l'hai investito su una crescita personale e hai fatto una ricerca su te stesso, poi negli anni te la porti indietro, insomma, in qualche modo ti accresci. Allora, prima di sfogarci, perché stasera sei venuto Dobbiamo live, rompere il dobbiamo ghiaccio. sentire cantare, Sì, eccetera, sì. eccetera, però parlavamo di questi 28 anni di carriera, cominciamo con delle prime fotografie che ti riguardano proprio dall'inizio, ma naturalmente sarebbero dovute essere tante le foto, ne abbiamo Vediamo. scelte qualcuna e quindi il primo blocco, le foto di Gianni da piccolino fino ai giorni nostri. Vediamo cosa combinava, vai. Vediamo. E quanti look che hai cambiato? Tanti proprio. Tantissimi, Abbiamo visto un po' il suo lancio, però abbiamo anche visto una foto di Sanremo. Penso di sì, c'era Sì, qualcosa sì, di c'era. Sanremo. Abbiamo visto anche proprio piccolina, proprio a Piccolino pochi mesi, anche. poi un po' grassottello a 7 anni con Mario Merola. Ah, non insomma, l'avete pigliata a base di parlamenti? Sono curioso. Dove Non lo so, è il studiamo. nostro Antonio, il regista che fa tutto. Dove l'avete presa? Non lo so. Ah, bene. Ma è originale, chi l'ha mise su YouTube? Non lo sappiamo. non lo Poi sappiamo. dopo indagherai. Qualche Dopo, furto di base. dopo indagherai. Dopo puoi indagare, adesso invece Va bene, concentriamoci va sulla Abbiamo visto anche che sei trasmissione, dimagrito nel corso degli anni. Ma sono stato pure più magro, c'erano delle foto nel periodo di Lele Mora, dove stava Lele Mora là in foto, lì era ancora più magro, però va bene, insomma, poi, No, stai benissimo vabbè, poi il così. corpo cambia negli anni, no? Io poi me lo sono massacrato perché una volta chiatta, una volta sicca, una volta ingrassavo, da piccolo comunque sono sempre stato ampio e ti ricorderai, all'epoca di Shuei, Sì. insomma, lì ero abbastanza... Vabbè, Grassottello. ti mantieni bene adesso? Mo cerco di Cerchi. mantenere questo peso anche per una questione di salute. Ah beh, è normale. Si Com- avvicinano gli anta, Gianni, no, anche per a te? me gli anta mi hanno anticipato sulla salute, c'è un po' di cose da tenere sempre sotto controllo bravo, e quindi fai bene, come partendo tutti. dal peso. Ma ti possiamo chiedere di andare al pianoforte? Vai al Perché no? piano, No, certo. non so cosa ti posso fare, Il però tuo pane vado. quotidiano. E poiché diciamo Ida ha parlato di Sanremo e dopo torniamo su Sanremo, ci vuoi far sentire quei due brani, un pezzettino dei due brani di Sanremo? Allora, io ho dei problemi sui testi. Ah. Potrebbe anche essere che non mi ricordo, però partiamo da quello che mi ricordo con più certezza. Alza un po' questo. A posto, a posto. Ricomincerei, non ti perdere, con un nodo stretto sul mio cuore, io ti legherei, ti amerei, come mai nessuno, ho 1000 occhi adesso io per te, ricomincerei, perché ti vorrei appoggiato al muro della scuola con i libri miei sopra i tuoi, come noi, amore, quel giorno a casa mia a volare in alto con la nostra età, non lasciare più che un po' di vento porti via un amore, non lasciare più che un sogno si dissolva come neve. Tu sei stata in silenzio, io non ho fatto un passo e ora noi siamo soli noi. Se tu avessi sorvolato sulle nostre incomprensioni e se io mi fossi accorto che ti avrei cercato ancora, avrei fatto di tutto
adesso noi saremo ancora primo e secondo, te l'hai già fatto. Cosa ti ricorda? Devo venire o continuo da qua? No, no, se, poi- resto qua. Se resti là ci facciamo sentire, facciamo sì, pure sì, un sì. po' di... Un po' di medley, però dell'anno 2002 di quel Sanremo. Ti ricomincerei, mi l'anno 2003. ricordo è la prima volta. Cioè, insomma, è difficile dimenticarsi un debutto così importante. Tra le altre cose, io arrivavo da un momento importante a Napoli, cioè Girasole, sai? Gira che veloce, era gira sole. esatto, era un momento di un'altra generazione, però simile a quello attuale mio, no? Sì. Quindi è un momento positivo. E quando andai a Sanremo dovevo comunque confrontarmi con un linguaggio diverso, con un approccio diverso, e c'erano dei napoletani che ce l'avevano fatta prima di me. Questi qua erano l'esempio dei napoletani a Sanremo, quindi per me, cioè nella musica italiana, quindi per me erano un po' complicati, insomma. E le differenze che hai trovato? In che senso? Sì, tra il napoletano e l'italiano, visto che comunque ti No. dovevi adeguare a... No, io poi l'adeguamento proprio l'ho più che ho travasato una cosa là, perché io ho iniziato con la musica italiana. tu sei italiano per l'appunto. No, penso di Cioè, essere italiano. sei italiano. Nella memoria italiano. penso di essere italiano. Sì. Però la prima parte quando ero piccirillo, veramente io di musica napoletana non ne volevo sapere niente, non mi piaceva, non mi interessava. Studiavo tutte altre cose e cantavo dei pezzi italiani, Sì. non ero nemmeno un cantante. E quindi vabbè, alla fine mi è sempre piaciuto il mondo pop italiano. Il confronto con loro è stato duro perché per me cantare un disco, cioè io facevo grande amore mio, ma che t'hai fatto male, grande amore mio, a tu aiuto tempo che ci ha fatto compagnia, hai rubato le ali al mio cuore, mi sento morire, non posso volare. Ma che appena un produttore che era Rolando D'Angelo, uno dei più grandi produttori, che voleva trasformare proprio il suono, la voce, il linguaggio, ed aveva ragione. Aveva ragione perché dicevi, noi dobbiamo riferirci a un pubblico che non è più solo il tuo, è un po' più ampio. Quindi è stata un po' difficile la trasformazione. Però quando Baudo mi ha presentato e quelle porte si sono aperte, lì non senti tanto davanti a quanti milioni di persone stai cantando, ma senti la paura di quel teatro, perché pur essendo piccolo, è un teatro che ti mette un po' l'ansia, ma già nelle prove tu vai in ansia, capito? Quindi con tutto ciò che magari, sai, un musicista è sempre un po' più sicuro di sé, no? Per le esecuzioni, però c'è sta sempre che quando la rivedi dici in questa parte immagini si paura, qua ero in ansia, ok? Baudo a me mi ha sempre, diciamo, elogiato, quindi mi metteva a proprio agio. Però quando poi prendi il microfono e inizi a cantare, hai 4 minuti che ti devi giocare solo, tenevi 18 anni. Fa Quindi uno strano effetto quel parco, tenevo 18 anni e mezzo e non è facile. Eri piccolo. Ma No, nel non è facile. 1999 era ancora più piccolo e vincevi il Festival di Napoli. Ma là stavo in casa. Le capito? radici della tua terra. C'eri tu, vogliamo ci stavi in sentire un un po'? bagno mille. Vogliamo Cioè, sentire- là, allora, là insieme a me Eh. c'era il mio amico eterno, mio padre. E poi nessuno più, siamo soli. Mia mamma non benette, nessuno della famiglia mia. Siamo soli, tutti gente estranea, gente che, hai capito? Tutti presuntuosi e cose, quindi insomma io me le avevo soli e così è stato. E beh, intanto vincesti. Vincesti comunque. A Sanremo, No, a Napoli, sto dicendo, a Napoli al sì, Festival di vinsi, a Napoli vinsi con un pezzo bellissimo. sentiamolo A un Napoli po'. vinse la canzone al Festival di Napoli, perché nella musica napoletana io dico sempre che non ci vuole solo una bella voce, ma prima di tutto serve una grande canzone nella musica Il testo. napoletana e poi dopo si dà una voce, insomma, accompagni bene. ben bella, E per me no? Girasole era un gran pezzo. Teneva una maglietta verde, una facella come una pubblicità, un cuore che finestra aperta, capuri tra la sette senza ci bussare. Girava come girasole e si fermava solo per far amore, s'arrubava e carezze una sera e tornava a girare. Teneva bello come un latte in dei posti belli dell'intimità, e tinta una cabina rotto quel suo corpo nudo mi facetta ma girava come girasole e si fermava solo per far amore, ma sto suono è durato una sera come brutta sapeva la verità. Girasole non era un fiore che a mezzo un prato poteva restare. Poi là tutto è un look strano, ti ricordi Antonio? Tutta Sì, una cosa sì. particolare. Look, il capello fonato. No, com'era? avevo, sì, il capello un po' alzato Un così, po' però avevo alzato, che era una tunica, una cosa bianca, tutta Bianca. bianca.
andai sul palco con Isabu, un folle, Bello, diciamo, un però. folle. Era No, legato, ma legato all'età. Vieni Faceva a un sacco sedere. di Vieni Gianni. Io ho sempre pensato, eppure sbagliando certe volte, che la musica è anche molto strettamente legata all'immagine, all'impatto sì. che dai, no? Negativo o positivo è un messaggio che trasferisci a chi ti guarda e chi ti sente, quindi Sei stato sempre fuori ogni schema. sì, però se analizzi i dischi miei alla fine tanto fuori non sono, No. sono dischi popolari, Sì, sta ben dischi, inserito. dischi Però ecco, semplici. sta ben inserito, Sì. però ecco, si contraddistingue comunque. No, perché poi ogni col suo uscita genere, crea un normale, look particolare. Crea un look particolare. Abbiamo parlato un di cantante napoletano per eccellenza. Sì, ecco. abbiamo parlato di Sanremo. Sì. E adesso chiedo alla regia se abbiamo, io ho fatto diciamo un mixage di vai, cose non vai. proprio di Sanremo. Una perché, base, no? No, Ah. perché quello che Speriamo. vorrei, visto che noi ci conosciamo e ti seguo proprio da piccolino, quello che vorrei far capire alle persone che ci seguono e anche diciamo ai giovani che ti stanno cominciando a seguire, che hai un passato veramente importante Ecco. su vari canali Rai. Allora noi abbiamo fatto un estratto, Destinazione Sanremo 2003, e ho messo insieme varie cose, ce le vediamo e poi le commenti. Tu quando hai incominciato? Io ho iniziato che avevo 8 anni a studiare musica, Sì. conservatorio, e poi pian piano si sono alternate le varie Poi ha preso uno esperienze. spavento, gli sono venuti Esatto, i capelli così. Esatto. Tu che compositore, autore, cantante, noi parliamo bene dei nostri virgulti, e pianista, e pianista. Non come Grazie, i pianisti, quelli che si parla ultimamente in Parlamento. Ah, no. No, un altro pianista. Quelli sono altri tipi di pianiste. Sì, sì. Quelli sono pianisti mariuoli. Però tra un po', tra un po' non funziona più. Dopo tanti anni ce ne siamo accorti, va bene. Vabbè. Che mi sveglia al mattino e la notte mi copre, io per lei faccio tutto e sai perché? Io per lei, io per lei morirei, per quegli occhi vivrei una vita di più. Io per lei, io per lei vincerei anche il sole, perché questa vita che ho
a veramente. quattro mani col maestro Mario Simeoli, che L'allievo e il salutiamo. maestro poi questo pezzo si intitola. Sì, vabbè, ma era un gioco. Studiavo un sacco di ore, cioè questo era il periodo appena finito da tutto il decennio di pianoforte, quindi ero super allenatissimo, suonavo 100 volte meglio all'epoca che adesso, quindi è come Però un l'allenamento maratoneta. non si perde, no? Insomma, No, non si perde la conoscenza dello strumento, l'allenamento sì, se non ti alleni sai sempre suonare, non è canzone più, però ovviamente io adesso dopo tanti anni sento che la mano è affaticata, no? Perché non studio più 5, 6 ore, 7 ore al giorno. Vabbè, Là, da grande musicista tu il quale sei, penso che comunque non No, ti vabbè. mancherà un piccolo allenamento e poi ti rimetti subito. Ma poi cambiano pure le esigenze, sì, capito? sì. Adesso, poi quando fai l'arrangiatore è un problema, perché ti chiudi in studio e ragioni da orchestra, quindi hai un'altra mentalità, capito? Non sei più solo un pianista, quindi trascuri quella parte là, ma che ma sei? noi dicevamo, come dice... Potrei suonare meglio, come quello ha voglio detto dire. anche Baudo, no? Autore, cantante, compositore, arrangiatore, produttore, attore, insomma, chi più ne ha più ne metta. Sì, pur non sono mai diventato ricco. No, Ricco, guarda, ci sei perché hai dei figli cuore. bellissimi. Ah, hai dei vabbè, figli là, bellissimi. ricco di- No, volevo Ma quella è la sapere- ricchezza che ha la ricchezza che abbiamo ogni oggi. genitore, che vuol Senti, dire? ma Pippo Baudo perché si legò a te? Qualche aneddoto insieme a lui? No, lui ama, no, non c'è un aneddoto particolare, lui ama però il tipo di personaggio che so di artista, lui lo ama, cioè ama il musicista, quello che suona, proprio tutte queste componenti lo fanno impazzire. E non ti nascondo che è un competente di quelli di un altro livello. Di serie A No, proprio. ho avuto pure modo di lavorare con tanti altri più moderni, più giovani, ma non ha paragoni, non ha uguali, perché è uno che conosce lo spettacolo in tutte le sue forme e quindi non ha bisogno di un Achille che Felluce, non ha bisogno Ha condotto del... Sanremo per moltissimi Sì. anni, No, voglio ma dire, è nato è uno proprio che con il insegna, festival. capito? Mostro sacro. È una della cazzimma canzone proprio dello spettacolo. La come si suol cazzimma, dire. proprio hai detto Quindi, bene. No, vabbè, ma è un altro... Io credo di essere stato fortunato, vedi? Penso che ogni cantante che nasce in Italia ha un sogno, che è quello di andare a Sanremo. Quindi che canti napoletano, milanese. Tu sei e andato tutto 2 quello. volte? Io sono andato 2 volte, ma sono stato fortunato ad andarci con Baudo, perché è in quelle 2 volte là che ho imparato tante cose. Cioè 2 anni mi hanno insegnato un sacco di cose, perché poi intorno a quel festival là giravano ancora le multinazionali. I direttori delle case discografiche erano competenti e non proprio come tutti quelli che ci sono ora, che arrivano proprio da altri settori messi lì a dirigere le multinazionali. C'era lui, c'era Pippo Caruso, cioè io non ho mai conosciuto un conoscitore così profondo di musica e di composizione come Pippo Caruso. Pippo Caruso era uno che scriveva come non ho mai visto nessuno, e ho lavorato pure all'estero, ho diretto delle orchestre all'estero anche per i miei dischi, non l'ho visto ancora uno come Pippo Caruso, cioè non me ne vogliano gli altri direttori di orchestra italiani, però Caruso è proprio uno che conosce tutta la musica e non è facile. La conosci anche tu, buona parte della musica, per cui il pianoforte Ce ti l'ha. chiama. Poi vogliamo sapere anche di questo Sanremo. Di Cosa questo ne attuale? pensi? Di questo attuale. Dell'anno che verrà. Del Dell'anno 2 di che verrà. marzo, Che ne so, giusto? io non ti sacci dice a casa mia c'è solo Bing e Peppa Pig, non so quindi manco non quando guarda fanno Sanremo, non guarderà Sanremo, Gianni. Ma no, non so se lo guarderò, ma quando va? L'1 marzo? Il 2, il 2 martedì marzo, prossimo. martedì prossimo. Che ti devo far sentire? Vai A tu, piacere. Vai, a piacere. Dai. Ecco, questo è un pezzo che se l'avessi acchiappato all'epoca avrei proposto a festival, ma tanto non me l'avessero fatta fare. Però secondo me è proprio bello e fa così. E poi te lo spiego. Perché tutti hanno l'amante, ma non lo dicono a Sanremo. E allora, sempre chiusi in tuo silenzio, su segreta rinda che ti porti tu. E se campa per gli annanzi, senza più speranze, nato giorno e più. Io ti amo da lontano. La stessa cosa non stai facendo tu. Chissà perché sbagliamo no, che io posso sapere. Come infame che sta gente che non sa niente che può giudicare. Dura legge degli amanti, vittime innocenti senza libertà. Ed aspetto loro sano, e vado stessa mano senza dovere, pure così non dico mai fermimmela. Ma
da noi mi scordo l'ore spogliando non me ne importa se pure ci torti spogliando sei la sua donna con te sto sbagliando spogliando aiutami mille promesse che all'ultima volta spogliando sono sempre lo stesso non riesco a fare niente per te quando ti viesti si asciutta una lacrima al cuore salutami mamma mia sto freddo dai la faccia fuori via caraccia la perra non si può stare e mi voglio dare una sciarpa paura delusione pensiero passione e annanzi all'occhio io vedo solo a te sì a te che non ti sai scerì fernimmene a te che firmo cuore e poi fai sbattere a te che sei l'inferno o paradiso e poi sei lacrime e sorriso forse se non ti avesse mai incontrato non conoscevano l'orecchio se ti domando quando ci veri rispondo forza non lo so mi ha chiamato mentre io morendo torno a te aspettare ci fa sognare, questi sono i testi di D'Agostino di quando è in forma. Quando non è in forma cosa combina? Di quando è in piena forma scrive questi testi qua. Grande Vincenzo. E devo dire che ne ho avuti almeno una trentina in piena forma. Tanti bello. successi. Devo dire la verità. Avevi accennato un qualcosa? Di cosa? Che non sarebbe passato questo pezzo perché la motivazione... Ah no, credo che non sarebbe... credo che non... Perché devi essere veramente un cantante proprio forte per far sì che possa passare un pezzo nella tua lingua, no, nella tua lingua, in un festival di musica, voglio dire, no, no, forte di successo. Ah, di successo. Devi comandare una scena e decidere tu cosa vuoi cantare, se ti vogliono, altrimenti stai a casa e te lo guardi. No, ma è così. No, se tu vuoi andare a Sanremo con un pezzo napoletano, non c'è altra strada che essere o Nino D'Angelo o Gigi D'Alessio. E poi ti devi fermare, perché questi due qua dominano... Hanno la strada spianata. Per meritocrazia dominano la scena della lingua napoletana anche in quel contesto là. Tutto il surrogato che si mischia dopo è un surrogato semplicemente perché esistono questi due pilastri che ingombrano la scena e decidono quando e se e come cantare nella lingua napoletana. E poi ci sono delle partecipazioni, cioè Clementino ogni tanto buttava parolette, Maria Nazionale fece un festival con un pezzo, ma con sono Nino. Delle partecipazioni proprio sporadicissime, perché purtroppo o per fortuna chi lo festival della canzone italiana, quindi il napoletano, poi diciamo l'UNESCO, patrimonio e tutto, però è la musica napoletana e italiana pop che in questo momento non è nemmeno la mia musica italiana. Se io facessi, ricomincerei a Sanremo, sarei totalmente fuori strada quest'anno, perché là è Fedez, perché là sono altri linguaggi, cioè la musica italiana di adesso non è più Ricomincerei, non è più la Pausini, non è più Antonacci, ma è un'altra musica italiana e quindi penso che debbano lasciare spazio anche ai talenti che abbiamo. No, ma i talenti devono riprendere il Festival di Napoli. Ah, questo sì. Ma perché avevamo bisogno per forza in un festival? Cioè io non vedo tutta questa necessità. Lanciamo l'idea ad Angelo Ucciero. Angelo, vogliamo fare il Festival di Napoli? Io credo che la rete o Mediaset o Rai sia sempre ben pronta ad accettare un progetto napoletano, che non c'entra niente col Festival di Sanremo. Quindi se uno si convince di fare un'operazione seria, fatta con le selezioni, non con i favoritismi, le selezioni. Allora, fa 10 giovani e 10 big, bene, anche i big vanno selezionati, cioè non per forza la qualità, mettiamo meno, ma poi come chiamo Fiorellina giovane a cantare un po'. Però c'era quel Festival di Napoli di Abate, però le New Generation, invece ci vorrebbe proprio il Festival di Napoli, quello originale, o no? Ma non si può, cioè non è complicato farlo, si può fare. Si può fare? Ovvero si può fare. Ragazzi, ma la musica napoletana è una musica che apre le porte in tutto il mondo. Il problema diventa aggregarla alla musica italiana,
lì diventa un problema. Allora, la presunzione di pensare che la musica napoletana o che un artista napoletano, io no, faccio pezzi napoletani e posso andare a gareggiare con Fedez, è una presunzione che dobbiamo lasciarla, perché noi dobbiamo essere realisti. Non esiste, noi apparteniamo a un tipo di mondo che ci siamo scelti perché noi siamo così, e meno male, perché nessuno ci può copiare. Anche se... Siamo originali, anche se, credo, nel mio hai avviso. ragione. Sì, siamo anche se originali. andando in rete, io ho visto, poi non l'ho potuta utilizzare perché altrimenti ci volevano 5 ore dedicate a te, ho visto Ignazio Boschetto del Volo che cantava fa Ricomincerei. nella versione tua, quindi voglio dire... Però lui è nelle mie note, hai capito? Però pensa, che ne so, dimmi uno che... Allora, l'altro giorno mi sono meravigliato, perché vedi la potenza della musica dove arriva, napolitana, algerino, qualsiasi cosa. Emma Marrone, che è una cantante che stimiamo tutti, perché te ne ha di voce, e poi, anche se non la stimi, devi riconoscere che è un personaggio valido, no? Sì. Di grande successo. Io apro Instagram e vedo Emma Marrone che guida la macchina e canta Eterno Amore. E canta la parte di Giuseppe Attanasio. L'ho postato, c'ho il video, te lo faccio vedere. Sulla sua pagina ha postato questa cosa. Poi io l'ho repostato, siamo sentiti velocemente su Instagram che non la conosco, cioè non abbiamo rapporto, non so manco dove abita. Questa è una bella cosa. Ma è una bella cosa perché è una bella canzone. Ma non è che si è accorta di tutti i miei pezzi. Boschetto del Volo si è accorto di ricominciare perché sta nelle sue corti. Invece e magari quando era Giovanotti, Piccirill, no, magari quando era Piccirill, perché lui è Perfetto. siciliano, no? Sì. Io per un periodo ho lavorato moltissimo in Sicilia perché l'ho curata molto e magari è girata nell'area e sta a ricominciare, eccetera. Cioè, sono delle situazioni che capitano per un solo motivo, per canzone. Perché la canzone esce da questa rete e arriva nelle case di chi sente. Sono anche delle non c'è altra congruenze, soluzione. è normale. No, ma è normale. Perché ci sono altri artisti, è vero, che non possono adattarsi alla voce di Gianni, quindi non tipo ti ho fatto l'esempio di Giovanotti, non potrebbe mai farla. Però pensa a cantare Eterno Amore Giovanotti. Giovanotti, mi raccomando, cantala. Ida parlava prima di questa ricchezza spirituale che hai. Grazie. No, spirituale, interna, Ma interiore. sì. Grazie. Già a Milund su Meggiugorje, come si chiama la televisione? Sì, è il Meggiugorje TV croato. Ma chi se l'ha fatta per ferie da Croazia? Abbiamo un accordo all'Angelo. Angelo è meraviglioso. Guarda. Questa ricchezza interiore che ti viene data dalla famiglia. Sì. Ti voglio far vedere queste foto del blocco numero 3. Mattia il timidone, per farti un salutino e per dirti che noi siamo super fieri di te, che ti guardiamo stasera e che ci godiamo ogni momento della tua serata. Volevamo dirti che siamo proprio orgogliosi di come affronti la vita e di come affronti ogni avversità e che comunque vada non ti abbattere mai, perché ci saremo sempre noi tre pronti ad aspettarti. In particolare ci sarà lui, che è pazzo di te, lo sai, vero? Lo aspetti papà stasera? Fagli un salutino a papi, fagli un salutino. Ciao papà. Matti, vieni a fare un saluto a papà, anche te? Vabbè, accontentati di Lorenzino, perché lo sai che Matti non è tanto avvezzo a queste cose. Ti amiamo. Anche io. Poi mi fai emozionare se fai così. Loro sono veramente tutto per me. Vorrei partire da lei, perché ovviamente i bambini sono frutto di un'unione, ed è normale e scontato se io ti dicessi che sono tutta la mia vita, no? Non sarei un essere umano, quindi, e lo sottolineo. Però mia moglie è stata, diciamo, una leva per me e ho sollevato il mio mondo attuale. Il mio mondo attuale che si rispecchia anche nel passato, perché lei ha dei grandi, come dirti, c'ha le radici napoletane, quindi anche se senti che parla in romanesco è perché per fortuna tutta la sua vita ha pigliato una direzione, insomma, ci sono acculturati i figli di D'Agostino, così come lo è anche il padre, per carità di Dio, però hanno preso un'altra direzione, gli studi, le cose, quindi se li è portati tanti anni fa a Latina, quindi sono cresciuti là e questa cosa è stata giusta. Però mia moglie ha conservato la radice
e non l'ha persa, e la noto quando si incazza, no? Quando la noto Cosa ti dice? nelle peggiori dei momenti. Volano le pantofole in casa, no? No, allora in casa mia vola di tutto, non solo le pantofole. Piatti, bicchieri, tutto. Si vive un'atmosfera da parco giochi, perché i figli miei hanno preso ovviamente il sopravvento di tutto. Ho fatto l'esempio di Bing, ma è la verità. Sì. E a mia moglie devo il 3/4 di quello che sono oggi. L'altro quarto è quello che ho custodito e conservato di me. Insomma, Ma sei geloso di lei? Assolutamente. È Io quando me ne vado bellissimo. da casa metto l'antifurto. No, veramente. Guarda chi la Faccio tocca. vedere l'applicazione Armato. Armato significa messo, no? Perché si chiama ID, non può uscire. No, proprio blindata. Sono geloso, sì, sono geloso proprio tanto. E poi sono geloso dei pensieri, sono geloso se avesse a pensare a qualche cosa che non riguarda me. Sono E di che segno è particolarmente. lei? Ah, come me, Ariete. Ariete, come te. Io del 3 lei Qualche del 12. caratteristica dell'Ariete? E tutte quelle che ti sto dicendo, tutte quante, dalla prima all'ultima. Anche un po' testardi, eh? Noi viviamo una storia d'amore, capite? Non siamo sposati. Siamo sposati Continua, perché dovevamo giorno per completare giorno. la nostra fuga d'amore, dovevamo completarla e ci siamo sposati. E tu eri presente al nostro matrimonio. Non ti dico al prossimo matrimonio sarai presente tu perché non Io ci dovevo sarà. esserci, però purtroppo Non con ci altre... sarà. sì, Però sì. ci sono in cose più importanti. Però ci sono in cose, ok, va bene. Più perfetto. continuative, è meglio esserci sempre che esserci una sola volta, penso. Sei un grande, sei un grande. E Veramente mi dispiacque molto quel giorno, lo dico pubblicamente, però l'importante è vabbè, esserci nella vita sempre presente, Brava, perché voglio brava. bene la famiglia Fiorellino. E anche voglio noi a bene, te, ecco. e anche noi a te. E Abbiamo detto una questo, credo che veramente devo dare tante cose a mia moglie, e infatti quotidianamente per me è il primo pensiero. Non dopo i miei figli, però lei dice, senti, ma tu sai la cosa che dicono tutti, chi è più importante per te? No, per me al primo posto c'è mia moglie, perché mia moglie ha il posto suo, cioè i bambini non possono togliere sono il posto due della amori diversi. Se succede questo c'è qualche problema, no? Cioè, non ti puoi far sorpassare dal bene dei figli annullando quello anche perché siamo relativamente giovani, quindi se non ci diamo tutto adesso invecchiamo prima del tempo. Vi compensate a vicenda, dai. A Melania che ci sta seguendo e ci sta vedendo, Melania. vogliamo dedicare a Melania 3 rose rosse. Teniamo il video? Abbiamo il Perché video. proprio che non lo so, perché è una canzone corno, però va bene. allora. Melania, no, io non lo sai, il testo non lo conosci. No, era per Vediamo il gesto. qualcosa live, allora, Era per il Ma gesto tu di se vuoi direi solo una passata, cioè se vuoi la mia, cioè nel senso, questo è il nostro sono salotto, chi vai, pianoforte. avvicinati, vai, Io abbiamo Gianni, riposarmi musicista. sono talmente a riposo negli ultimi E tempi. allora canta sfoghiamo, Ma ti faccio. meglio. Ma dietro. Chi si sarà da così? Noi la maledizione gli ha da figlio. Allora io ho scritto un pezzo su mia moglie, sulla nostra storia. Questo era un messaggio che ho mandato a lei, è lunghissimo, così quasi tutto il testo. Ed è venuta fuori una canzone bellissima che fa così. Perché una vita non ti basta per trovare un grande amore, non ti basta per sbagliare, per capire cosa sei. A volte il cuore in autostrada non si ferma ad una sosta per cercare quell'uscita che ti porta verso te. Ti fai sbattere il cuore verso chi accarezza il tuo amore. E prendi esempio da una casa per costruire il tuo futuro, ma una pietra ti si pianta nella testa e non lo sai che invece è quello che ti serve pure un angolo di muro e consumare a far l'amore una serata disarmata. Per sta buono in tuo cuore c'è avuto, per sta buono in tuo cuore mi perdo nei tuoi occhi, è lì che resterò. Mi vedo nei tuoi occhi perché ritrovo me, rimetto a posto tutto e via le insicurezze. Io nei tuoi occhi vinco le guerre dentro me, mi perdo tra la gente però distingo te, che pure tra 1.000.000 ti riconoscerei. Sarà l'odore tuo o forse sono io che non so fare a meno della tua identità. L'aveva detto un altro 3 metri sopra il cielo, ma io non ci credevo che si può camminare. E poi ci incontrati e allora ci capite che quello non sbagliava, ovvero si può fare.
bene si può fare, oh bene si può fare, oh bene si può fare. Lo lasciamo lì, però fammi dire una cosa. Vai. Perché insomma ci tengo molto a Melania. Io volevo dire, al di là del contenuto della canzone, era il gesto di dedicarle 3 rose rosse. Ma figurati, non il contenuto della canzone. Ma quella non si accontenta di 3 rose rosse, no. là è 40-50 volte. Perciò Vabbè, si accontenta per di me opere sblocca se sti può fa. cerimoni, perché sennò è... Blocchiamole, dopo ne parliamo di questa parte. Adesso ti devo fare alcune domande, Vai. ne faccio 4 in una, so che comunque sei un cervellone, quindi ricorderai va tutte e bene, risponderai Vediamo, vai. ad ogni domanda da parte della voce di Napoli, Bruno Cirillo, che Ciao salutiamo. Bruno, un bacio. Allora, Marco, Napoli, Gianni andresti di nuovo a Sanremo, poi Francesca Neri invece quando l'album, Giusy Marotta quando farai una canzone con Nancy Coppola, Fabio Marotta la tua canzone preferita e Franci da Palermo, intanto complimenti per le emozioni che regali, con chi ti piacerebbe duettare, cioè il senso è quello. Allora, ci sarà il prossimo feat? Andrai a Sanremo, cioè ti piacerebbe andare a Sanremo? Certo che mi piacerebbe. E approfitto per ribadire il concetto, ne ho fatti fortunatamente 2, quindi per me nel ricordo esiste questo festival ben 2 volte e quindi se ci avesse io sinceramente, se mi danno la possibilità di andare con la musica che dico io è bene, se no continuo a guardarmelo da casa e mi vedo le mie vecchie videocassette. Duetterai con Nancy Coppola? Bravissimo! Duetterai con Nancy Coppola? Dico che nella vita mai dire mai, sembra una frase fatta, ma è così, non mi sarei nemmeno aspettato altri feat che ho fatto e che ho fatto fare nei miei pezzi nella vita, quindi non si può mai sapere. E approfitto anche per salutare sia Nancy che il marito Carmine. Quando l'album? Quando l'album a breve, idea di data l'abbiamo già, però voglio coordinarla bene per poi dirvene una precisa, insomma non si andrà molto a lungo. La tua canzone la preferita? canzone preferita mia. Tua, eh sì. Sono tante, No, sono tante. sì. Sì, Quasi tutte. però particolarmente diciamo sono i pezzi che parlano di me, ad esempio Overe se può fare è una delle mie preferite, o Miracle Me, ad esempio Luce, pezzi dei miei figli, quelli che ho scritto con più... Ti aggiungo un'altra. Daniele Giuseppe Sala, come è nata la canzone Eterno Amore con Giuseppe Attanasio? Eterno Amore è nata la canzone ed è nata l'idea di interpellare, adesso ho sfato questo mito perché spesso si sono anche chiesti o chieste perché come mai un'altra volta con Giusy Attanasio il secondo feat, sì, ne il fate nato, non ci sei una cantante per poter sì. fare, sai, in questo ambiente ci stanno pure un sacco di voci stupide a volte. Ma siamo no? curiosi anche noi di sapere. Una cosa è la curiosità, una cosa è il giudizio. La curiosità vabbè, è giusto che ci debba essere. Un giudizio, sai, perché Giusy nata vota? Allora ce l'avo con qualcuno? No, io vabbè, lo danno per scontato qui il giudizio. Non ce l'ho proprio con nessuno, perché allora Giusy credo che in questo pezzo era la voce perfetta che potesse rispecchiare questa canzone. È popolare, popolana, che non è da poco, e ha, credo, un bacino di utenza importante oggi, a cui si riferisce, e quindi sulla scorta è stato pure difficile sceglierlo, perché avevamo già un pezzo di successo, rifare un pezzo con la stessa cantante non è sempre una cosa buona, perché potresti non avere lo stesso successo, no? Poi vedremo più in là questa canzone cosa farà, sembra partita bene. Quindi l'idea di scegliere Giusy è semplicemente stata un'idea, diciamo, tecnica, perché per me era la voce perfetta di questo pezzo. Mi serviva una voce diversa, avrei considerato un'altra. E invece mi è arrivato un saluto da parte di Mario Guida. Sì, ciao Mario! Bacio, Mario! Teatro Lendi, vai, anche tu sei molto... Mario di Orta di molto Adele, tu sei molto generoso, quindi hai fatto parte anche di alcuni eventi, anche sì, sociali. Cose sue, come no. Sì. Bacione Mario, un bacio salutone. Mario, infatti mi diceva che è anche stato a Lendi, 18 anni Francesco, Francesco Scarano, un saluto al padrino di mio figlio, poi, il padrino di Santiago. Vabbè, abbiamo scoperto anche il lato generoso, però comunque adesso parli della posizione. No, dico, in questa bella posizione che stai, ti vuoi vedere un po' 2 saluti che ti arrivano? I primi 2 saluti che ti arrivano? Vai. Ciao Fiorellino, ti mando un saluto grandissimo, un saluto anche a Ida e Antonio che ho avuto il piacere di conoscere poco tempo fa. Mi mancate da morire, veramente una bella atmosfera lì. Fiorellino,
Io mi ricordo di te, insomma ci siamo incontrati anche in una serata di beneficenza, appunto come una bravissima persona, un grandissimo artista, un bravissimo cantante. Spero di rincontrarti presto e spero che tu faccia delle cose nuove e chissà, magari ci si rincontrerà anche artisticamente. Un bacione grande grande, uè, maronna mia, vi voglio bene assai, con tutto cuore. Ciao, ciao Fiorellino. Gianni Fiorellino, un nome, una garanzia. Conosco i suoi video, conosco le sue canzoni e ho avuto modo di conoscerlo da vicino. L'ho intervistato 2 volte per La Vita in Diretta. Gianni, io ti auguro di rimanere sempre il ragazzo stupendo, semplice, alla mano che sei, con una famiglia e una moglie carinissima. Tantissimi auguri. Un bacio a Raffaella. È rimasto contento, non se l'aspettava. No, di nessuna delle due, ti dico la verità. Francesca Lotta, una carissima Lotta che è amica. Music Farmacie, che esperienza. E Longobardi che è un'istituzione RAI, insomma, bellissimo, grazie. Senti, a proposito di istituzioni RAI, negli ultimi tempi, tra Storie Italiane e La Vita in Diretta, sei stato un po' il testimonial delle proteste, tra virgolette, contro... E non è finita qua. Ne abbiamo un'altra in mente. Sì, perché non la vuoi dire? Perché mo andare a più cerimonia, andare come anno fa. Ecco, si e sta quindi svegliando adesso già si è svegliato. Dobbiamo però solo fare clic e invia. Devi fare il botto. No, devo solo inviare. Adesso si devono svegliare le cerimonie. Io non voglio fare proteste. Allora, quando io sono stato malato e tutta la mia famiglia assieme a me, ma hai condiviso questa malattia attraverso Eleonora Daniele, perché si è collegata più volte. Assolutamente. Ho abbracciato il pensiero di centinaia di migliaia di italiani e forse nel mondo. Col mondo non abbiamo contatti, con l'Italia sì, specialmente con Napoli. E grazie a te che abbiamo aperto dei canali, grazie poi a loro che mi hanno seguito in tutta la trafila, insomma, che è stata. Ma io ho avanzato quella critica particolarmente all'organo della Regione Campania che gestisce l'emergenza sanitaria, non perché ero contro De Luca, perché io nemmeno ho il piacere di conoscerlo e ho sempre detto che lui, insomma, è un grande oratore e secondo me un uomo di grande cultura che tiene testa a tanti uomini di grande cultura, che parla bene, un linguaggio preciso. Nessuno mai ha detto che è stupido e lungi da me il pensiero. No. Però ho aggredito quei componenti dell'emergenza sanitaria in quel momento perché ero un cittadino totalmente abbandonato. Io con 2 figli piccolini e una moglie, chiusi in una casa in una provincia di Napoli dove viviamo e non sapevamo veramente da lì a poco cosa poteva succedere, perché che la malattia non ha avuto delle conseguenze importanti e non ci ha mandato in ospedale è solo una fortuna. Sì. Ma non abbiamo avuto un'assistenza perché quello non accadesse. Noi siamo stati fortunati, come tanti, a non finire in ospedale. Mia moglie è stata più sfortunata di me perché i sapori e gli odori li ha presi 3 settimane fa rispetto a quando gli è venuta la malattia. Però i sintomi, quelli là di respiratori, ecco, io come i miei musicisti, come Gianluca, siamo stati fortunati, semplicemente fortunati, perché potevi ospitare e a chiamare l'ambulanza era più difficile di chiamare i carabinieri. Quindi in quel momento la mia non era rabbia, cioè la mia era esigenza, e se non mi facevo sentire così, il tampone ad oggi io lo stavo ancora aspettando e non è che sono venuti il giorno dopo. Il giorno dopo, quando abbiamo fatto la prima puntata, il giorno dopo è arrivato l'addetto della nettezza urbana per consegnarmi i sacchetti, quelli destinati ai malati Covid, che devi mettere tutta la spazzatura dentro, e poi chi le sono venuti? Quei bravi uomini a portarmi sta roba, e uno della protezione civile che mi ha chiesto se avessi bisogno di medicinali, li chiamavo e mi chiamano a Pia Farmacia. Sei stato proprio abbandonato, sei stato il testimoniale di molti collegamenti ogni persona si riferiva proprio a Gianni Fiorellino. Ma è stata, ragazzi, è stata un'esperienza è stata dura, tosta, terribile, non vi racconto proprio. Ti seguivamo con le stories. Specialmente per i bambini, ma pure Melania con le stories anche raccontava. Adesso che è passato, diciamo. No, a voglia, abbondantemente. C'ho ancora gli anticorpi. No, voglio dire. Che li vanno a scendere, quindi teniamo le distanze. Anche per dirlo un po' agli altri che hanno avuto la tua stessa situazione o che l'avranno, auguriamoci di no. Ma speriamo di no. Che strascichi resta? Col Covid? Con la malattia, dici? No, dico, a te è rimasto qualcosa che non proprio al 100%. Ma dice di corpo? No, niente, zero, no. Allora, se quelli che l'hanno avuta come l'ho avuta io,
è una malattia che insomma scompare piano piano da sola ed è un'influenza molto dura, un'influenza che insomma ti mette a letto ma per una debilitazione, diciamo, se non intacca le vie respiratorie importanti, in modo importante. Io avevo un po' di tosse, raffreddore, ho avuto la febbre, ma null'altro. Le vie respiratorie là quando le intacchi non si sa va a finire, la storia lo racconta, insomma. Quindi la mia esperienza ad oggi è un'esperienza insomma passata, non trapassata, perché ti ripeto gli anticorpi poi da un certo livello iniziano a scendere piano piano. Noi fino a 3 settimane fa ci siamo fatti l'esame serologico, che è un prelievo del sangue, e ti misura gli anticorpi. E ancora ce n'è qualche migliaio, però ovviamente quelli vanno a scendere. Da qui a poco saremo un'altra volta. Bisogna stare attenti. No, saremo un'altra volta pronti a ricevere tutte le malattie del mondo, compreso il Quindi virus. raccomandiamo un po' alla gente che non è attenta, perché ultimamente abbiamo visto anche girare sui social video di incompetenti, negligenti, senza mascherina, facevano baldoria. Invitiamo a queste persone di essere più responsabili, perché la vita è una sola ed è preziosa, quindi se la buttiamo così per colpa vostra poi dobbiamo pagare noi. Covid non è un raffreddore, ragazzi. È il Covid, è una cosa seria. È un raffreddore se dopo dici è stato solo un raffreddore per me, ma per arrivare al dopo sono 10 giorni. Allora, nei primi 2 o 3 giorni ti giochi la tua vita, se in quei 2 o 3 giorni ce la fai e il tuo corpo lo regge bene, ok, poi va sulla scena, capito? Non l'impennate nei primi 2 o 3 giorni. Ma se vira malaparata là è complicato, quindi fate molta attenzione, cioè pensateci, sta mascherina, ma insomma facciamo che sia fazzoletto, che la teniamo sempre a portata di mano. Ormai dobbiamo ancora convivere per un po' di anni, però conviviamoci, altrimenti siamo costretti veramente a stare inserrati in dei casi. Un po' di anni quanti? Già Claudio sta preoccupato. No, speriamo. Convivere con la mascherina, sempre con la mascherina. No, ma cominciando però a fare anche cominciando eventi, però a fare come dice spettacoli. Gianni. No, quello è fuori dubbio. Aspetta, noi dobbiamo aprire tutto. Ma quando? E usare la ma mascherina. poi dobbiamo mettere in condizione chi ci ha aperto di non chiuderci un'altra volta. Facciamo attenzione. Ecco. Noi l'anno scorso, non siamo i pionieri della giustizia, che nessuno di noi è proprio chi non l'ha perfetta, no. Ma l'anno scorso io, la prima data in Campania con le dovute restrizioni l'ho fatta io, e cioè il video, e te lo dimostro. Infatti l'ho pubblicato quando fui l'anno scorso, ma tutti seduti, distanziati nel tavolo che avevano deciso i ristoratori, quindi si suppone che quelli là erano conviventi, no? Io arrivo e per distanziarmi di più non ho mai messo la pedana in vita mia, ho messo la pedana per distanziarmi ancora di più, gente seduta, mascherine, nessuno si è alzato, io ho cantato come fossi un normale DJ, un normale piano bar, ho fatto il mio lavoro e me ne sono andato, e ti garantisco che in quella condizione non è possibile la trasmissione da me ai conviventi al tavolo. Non è possibile, a meno che non si forma per aerosol, cioè nella sala. Ma questo capita in quella sala, nel centro commerciale, sui trasporti, a scuola. L'aerosol non è che, allora, per non creare più aerosol noi dobbiamo, ognuno di noi, vivere all'aria aperta e manchi da casa nostra. Allora, questo non si può fare. Ma le restrizioni applicate allungheranno la vita dei lavoratori, altrimenti sì, noi ci facciamo rapire e promettiamo a tutti di camminare con la mascherina e togliercela solo quando dobbiamo mangiare. Poi non è bene niente, perché ci siamo in da sacca e chi ci vede non mi risolto niente stesso. In un mese ci giurano una volta. Cioè, sta poca fa. Quindi una volta che ci hanno raputo, o ci mettiamo in capo che filiamo dritto e tiriamo a campare finché, ma se no un lockdown è garantito una volta, perché la terza, la quarta, la quinta, la sesta, l'ottava, dobbiamo attenerci alle regole, ovvio. Ma è normale. Ovvio. Questo noi ad agosto abbiamo fatto una vita spensierata e abbiamo poi pagato le pene. Non è solo colpa dello Stato. Ce la stiamo pagando adesso. Secondo me. Allora, vabbè, andiamo al piano? mentre decidiamo appunto che cosa fai e ti organizzi, ti voglio far vedere un filmato di Music Farm, ma nel frattempo tu ti organizzi. Va bene, vai. Non sono nato come cantante, io sono nato come pianista. Io ho avuto pianoforte per i primi 7 anni della mia vita di studio musicale, scordato di mezzo tono, perché non c'era la possibilità di comprare un grande piano che costava tantissimo. Ho iniziato a studiare da piccolissimo, da più o meno 7 anni, musica classica, e poi a 12 anni per caso
ho iniziato a cantare perché in un piano bar dove io suonavo mancava il cantante. I mari sono giù, i bambini nei cortili delle scuole. Sono molto legato alla mia cultura, alle mie radici, al mio vivere nella mia città che è Napoli, felicissimo di vivere. Tu fai l'americano, americano, americano, ma si va in Italia, si è davvero un niente al fa. Ho avuto anni in cui ho cantato 400 volte in un anno, in 400 ristoranti diversi. E lì io ho capito veramente cosa significava ritirarsi a casa dopo 10 matrimoni e non avere nemmeno la voce per dire vogliono poche latte. Io ho sofferto proprio la povertà, ho sofferto i momenti brutti, ho visto tante cose brutte, ho vissuto in una casa piccolissima, poi in una più grande, poi sono ritornato in una ancora più piccola, perché io e i miei genitori abbiamo passato delle brutte cose. Poi un giorno ho iniziato a vedere un po' una luce di sole che mi riscaldava e da lì ho avuto la fortuna di realizzare qualche sogno e tutto è iniziato ad andare meglio. Non ti perderei, con un nodo stretta sul mio cuore, io ti legherei. Io voglio che la gente capisce quello che sono io. Se sono un cattivo deve capire che sono un cattivo e odiarmi per tutto il resto della vita. Se sono un bravo deve capire che sono un bravo e portarmi nel cuore. Fiorellino! A me manca Fiorellino. Molto mi manca. Molto, molto, molto. Non lo conosco e non mi interessa nemmeno conoscerlo. Sarà il primo che sfiderò per buttarlo fuori. Chi vuoi sfidare? Vorrei sfidare Fiorellino. Molto coraggiosa. Lo posso dire? Sì, lo sono. Hai molto coraggio. Scendo con me, funno maratona, che lega non tenim ca. Vieni con me e accomincia come inutile sta a soffrire. Guardo sto mare che c'è un forno paura, sta cercando di imparare. Come se fa, ormai dormiendo all'aria, e va pure, se tu non scendi in fondo non va sapere, no, come se fa a dormire soltanto male che ci sta, e non sa stupare solo miei fatti. Loredana per te e Fiorellino! Permettetemi di dire che è una grande serata di musica! Una grande serata di musica di Palme! Loredana per te e Fiorellino! Grazie Lori. Grazie mille. Bravissimi, bravissimi, bravissimi! Grazie. Belle soddisfazioni. Ma da no? 1 a 10, Gianni, quanto ti è piaciuto il bacio con Loredana? Ma è un cavetto niente, che la sera tenevo cattive intenzioni, avevo anche un po' paura. Però allora con la Bertè è stata un'esperienza assurda, bellissima. Ma quello era vero quando diceva, quando all'inizio era tutto bella, vero. una pazza, guarda, una matta. C'è passato un mese bella. infernale e poi A dopo, stile. insomma, grande artista, una grande artista veramente. Ma sono sempre arrivati dopo gli altri, poi con la Bertè, vedi? È vero, è vero. Ho iniziato io a fare duetti. Cantiamo, perché tra un po' ci sarà un'altra bella sorpresa, vai. Voglio parlare con te senza telefonata, ci avere vicino. O posso scegliere tu perché da già guardare sotto una quarta luna. Non voglio sbagliare più, forza hai ragione tu. Io che ci posso fare se il cuore se ne va, in te male pensiero, però sei pure tu, che non mi può capire. Volessi fare a te, se fosse come a me,
sai che male fa, si non ti può guardare, voglio parlare con te, non si può mai sapere, ti cerchi scusa ancora, si sono illuse te. Accidemi, fammi sapere come è brava a fa amore, a me tagliami l'anima, non ne farò questi mezzi parole, ma che le fatte cagare e con cuore, non sai a fa tante può fa. Accidemi, lieve da piette più belli ricordi dei pavi che lacrime, guardami in faccia, raccontami un po', fammi sentire inutile, dimmi che forza innamorare così non sentiva per me. Ancora, ci continua. Che ci fa? Non vi hai vissuto tu, non me ne vai più, sei tu l'unica femmina. Tu voglio far sapere, sono vicino a te, sono più felice non me ne. È solo sentimento, non è una pazzia. Ormai stasera che sta è pure a casa mia, ce l'ha gerito in faccia mentre mi cacciava, che ti voglio bene. Facciamo amore mia, feste tutte e due, stasera non mi chiagnere. E che ci posso fare se a Cesare dicono amante va da Visto che siamo in diretta anche sulla pagina ufficiale con Bruno, no, che voglio fare? Voglio leggerti la seconda manche di Quando messaggi. mi leggi, non è fa come farmi leggere. Anche perché ne sono Non tantissimi, quindi adesso beccherò Non si i può leggere fortunati. nel cuore, ma già rubato sto motivo. Già l'hai fatto, guarda. Io sono 20 anni che dico a Giacopia non si può leggere del cuore, poi ci pensi sempre a coppa. Ma stavolta... Niente plagio. Iano ce l'ha rubato. Ma là si può fare. Salutiamo Iano Zappulla, amico nostro. Anche lui un grande Vai con autore. qualche domanda. Allora, le domande sono queste, giusto 4, tanto tu ti ricordi sicuramente. Veloci, poi perché avrai mo il tengono supporto. una sorpresa. Sì, lo so. Allora, c'è Atena Rossi, cosa hai provato quando hai registrato il videoclip di Overa se può fa? Poi Jessica Ferrigno, la canzone Voglio parlare con te, quando l'hai scritta, a chi l'hai dedicata? Sempre a tua moglie? Incominciami, ecco. Allora, a Voglio rispondere parlare a con questi te non è un interessanti. testo mio, ma di D'Agostino. Lui e Luca Barbato, una sera di maggio, mi pare, sì, aprile-maggio, mi portarono questo pezzo che aveva delle strofe diverse, non era questa le strofe, non erano queste, e non aveva il ponte del ritornello. Insomma, però Voglio parlare con te senza telefonare, lo fecero loro. Io provinai quel pezzo e non mi piaceva. Mia moglie mi disse, ma fa una cosa, sentitelo con calma, poi magari cagni quello che può cagnare. Dopo un paio di giorni l'ho ripresi dal provino, cambiai le strofe, quindi la musica, cambiai una parte del ritornello, feci il bridge, diedi la nuova musica sulla musica già esistente a D'Agostino, aggiustò le parti iniziali e ha scelto Voglio parlare. L'hai reso Il tuo. testo non è mio. Okay, Il testo Mauro- di D'Agostino bisogna chiedere a lui, insomma, a chi l'ha infatti. scritto. Mauro Sorrentano, verrai a Palermo in concerto e poi vorrei farti complimenti per questo ennesimo successo. Un abbraccio Simone D'Alterio da Maranello. Grazie, Ciao. grazie. Beata a te, Simone lavora in Ferrari, no, veramente. Beato Ovviamente- lui. No, veramente lavora in Ferrari. Un mio Appena infatti si l'ha aprono le scritto. frontiere vai pure in Sicilia. Vado pure in Palermo. Sicilia, vado ovunque, vedo l'ora. Altri due saluti. Vai. Altri due saluti veloci Ah, per sì. te. Vediamoli, perché poi insomma sta per arrivare la sorpresa. La sorpresa. Salve, voglio formulare un saluto veloce a Gianni ricordando i magnifici momenti passati insieme che ci permisero di prenderci tantissime soddisfazioni, coronando un percorso iniziato quando lui era ancora adolescente, registrando da me il suo primo disco E io canto. Se non sbaglio lui aveva, pensate, solo 12-13 anni. Poi producendo il bellissimo lavoro discografico nel quale c'era il brano Favole, poi Ricomincerei, Gli amori sono in noi, 3x3, Futuro semplice, Bastava un niente, Mi piaci come sei, portati a Sanremo,
Girasole al Festival di Napoli, il CD Gli amori sono in noi e tanta altra roba che adesso non ricordo, ma ricordo molto bene una presenza che era predominante in tutto questo percorso, una presenza che mi manca tanto e che vorrei ricordare mandandogli un bacio nell'Alto dei Cili, da dove lui segue e protegge ancora Gianni, il mio amico Zuccariello. Insomma, Gianni, tanta fortuna in tutto quello che fai, anche da parte mia, e conta sempre su di me. Ti abbraccio forte, ciao. Ciao Gianni, senti, ho saputo che sei ospite dai miei amici Antonio Daddio e Ida Piccolo e quindi ne approfitto per salutarli e per far sapere ai tuoi fan tutte le canzoni, le tante canzoni che abbiamo scritto in passato io e te. Io l'ho capito subito che tu eri un talento, fin da quando Zuccariello, diciamo, decise queste produzioni. Me ne accorsi subito che avevi veramente tanta stoffa. Direi pensaci tu, va, a dire un poco quello che abbiamo scritto, il nostro percorso da Favole, attraverso i 2 festival di Sanremo fino a Tu ne sei una. Ti abbraccio e un saluto a tutti, ciao. Belli. Allora mi hai fatto 2 belle sorprese. La prima è Mario, che non vedo da tanti anni, ed è vero, tutto vero quello che ha detto. Tu pensa che in un periodo Mario aveva un grande studio ad Afragola con 2 sale di registrazione. Nello studio piccolo facevo i dischi agli altri cantanti e la sala grande la occupavo per fare i miei dischi. Capitava che 5-6 mesi all'anno ero fisso negli studi di Mario per fare i lavori. Ed è sicuramente un ottimo ricordo che ho di Mario, perché poi l'ho voluto fortemente a Sanremo che dirigesse i miei festival. Eravamo molti amici, siamo dei grandi estimatori, perché tu sai che come musicista per me sei veramente un adesso è a Marano con la Sinfonica. Sì, lo so, è ritornato dove abbiamo iniziato, praticamente. Ha fatto con Maggio Fatti. E poi c'è il grande Antonio Casaburi. E ti ringrazio per avermi ricordato mio padre, che era una presenza costante, ma là è sempre nel cuore di tutti gli amici miei, che sono pure i suoi e che saranno sempre quelli che lo vorranno bene, come voglio bene io voglio bene tutto quanto. E quindi grazie per questo messaggio. Devo dire di Casaburi una cosa. Casaburi, io devo tanto a Casaburi, non solo per i testi che mi ha scritto, perché parliamo di testi importanti della mia carriera, parliamo di Favole, parliamo insomma di anni e anni vissuti assieme, abbiamo fatto tanti successi, per me e per gli altri, però devo tanto perché è grazie a lui che io sono stato prodotto dal primo produttore vero, che si chiama La Buonanima di Franco De Paulis, della Vis Radio dell'epoca. Lui prese il disco di Favole e lo portò perché mio padre spennette 3,5 milioni da Mario Simeone. Cioè, Mario non tenga soldi, questa è storia, ti paga solamente spese, quindi studi e musicisti e cose. Poi prima chi l'ha da stampare e prima come mamma fa, perché sono senza una lira all'epoca. E così fu che Mario facemmo il disco da lui, mise a disposizione lo studio, con questi pochi soldi facemmo tutto. Casaburi prese il disco e lo portò a questo De Paulis, che è stato un grande produttore della musica napoletana, e da lì è iniziata tutta la mia carriera poi seriamente e ha avuto dei grandi successi. Quindi di Casaburi, diciamo, io ho un ottimo ricordo come uomo e come professionista. Sei sempre qua. E poi Sanremo, no? Invece ho grandi ricordi con Fioravante Fiorellino, ovunque tu sia, un abbraccio grande. Non ti preoccupare. Lo so che è qui. Va bene, allora, adesso poiché deve arrivare una sorpresa e dobbiamo organizzare lo studio, ci sono giusto 3 minuti di un video di Fiorellino con le sue partecipazioni ad alcuni dei tanti programmi televisivi italiani a cui ha partecipato. E poi leghiamo il video appunto della sorpresa. Lo leghiamo? Sì. No, no, non lo leghiamo. No? Lo leghiamo soltanto questo e poi l'ospite sta in studio. Okay. Perfetto, vai. Ci organizziamo un attimo. Cocorito si è perduto, non mi resto mai più niente, senza lui sono finito, ormai che farò vedente.
Zitto! Grandissimi! Una meraviglia! Voglio dire una cosa, vedendo grandi, bambini e piccerelli che cantano, si divertono a quest'ora per una cosa bella, però a quest'ora a Milano, se fai una cosa del genere, ti portano via con la polizia e tutta la casa. E quindi io ringrazio questo momento bellissimo di felicità che hanno i due ragazzi che hanno trovato l'amore, questo bel pubblico improvvisato ma che canta, tutti sapevano le parole della canzone, questo è eccezionale. E poi devo dire che Gianni Fiorellino è un grande artista e se volesse potrebbe meritarsi una fama nazionale e internazionale, però lui ama la sua Napoli, ama la sua gente e fa queste cose che sono belle, non sono una canzone tanto per cantare, sono canzoni per far gioire la gente. Grazie Gianni. Grazie a voi, grazie veramente. Ciao, arrivederci. Allora, tu sei richiestissimo, soprattutto nel territorio napoletano. Soprattutto nei matrimoni. Soprattutto nei matrimoni e soprattutto nelle serenate, perché altra abitudine dei matrimoni al sud è fare la serenata prematrimoniale. È vero. Si fa sotto Io spero casa. di averti sotto il mio balcone un giorno. Ma io tu vengo tutte e sere. Tutte giorni? Tutte e sere. Si fa sotto la casa della sposa. Cioè, come si fa? Come si organizza? Si organizza così, sotto la casa della sposa, nessuno, tra parentesi, sa niente. Dovrebbe sapere niente, poi dopo diventa una festa in piazza praticamente. Tutto il paese riunito. Sì, lo sposo è con l'artista, con magari i genitori, e canta, in quel caso canto io. Canti tu. E certo. lo sposo aiuta. Eccoci qua, Gianni. Che belle. Gianni. Vasame, carnale, belle, vasame. Vasame vestita, sono carne, spogliami così. Sa comincia con un vaso, che ti porta in paradiso. Come stai facendo, mo, eterno amore? Buonasera. Signori Giusy Attanasio. Buonasera. Ciao, Giusy. Che bella Ciao, sorpresa, tesoro. di la verità, Allora, tu mi hai fatto, cioè, a un certo punto io mi sono seduto pure vecchio perché cioè, stiamo raccontando una vita pare una scena. 7 anni, scusa. Mo mi sento un po' più ragazzino perché è venuta una teenager. E quindi, motivo per cui l'ho chiamata per fare eterno amore, perché mi dovevo svecchiare un po'. E quindi l'ho chiamata e mi ha messo, capito, un po' di gioventù addosso. Mi ha ricordato una cosa. Che cosa? Cioè? Mentre facevamo il videoclip, no, lui mi guardò e mi disse: 2 giorni, ti giuro, ma c'è fanno un film in da diurno, vi giuro. Vabbè, penso che comunque l'avete notato di questo. Comunque, vabbè, non sfratti casa, tutto a posto. Lui mi guardò in quel momento, la mia amica sta sorridendo. Che mancava qualcosa. No. C'è Tatana, ma fa canzone della vecchiaia. Tengo già il titolo, l'ultima crocetta. Io e te, fuori un castello, ci mettiamo assottato a tavolino. Ah, si fino a quando mi fai mettere assottato tutto a posto. Che poi è vecchio, intanto già va chiuso. Perché giustamente c'è stata la prima, Hai capito? la seconda e giustamente il gran finale. Eravamo amanti, poi siamo diventati innamorati, ma l'ultima mi fa Vincenzo. Ma separato, la separazione. O bastone per vecchiaia. Senti Giussi, ma una curiosità, appena ti ha chiamato e appena ti ha fatto questa proposta, Sì. hai accettato a prescindere o hai sentito prima la canzone? No, vabbè, lui mi fece sentire prima la canzone e subito mi piacque, ovviamente, una canzone bellissima e dissi ok, no, se tu cosa hai in mente? Cioè, che progetti hai? Questa fu la parola che mi fu detta. E niente, vabbè, io come ben sai devo girare il mio film, poi discograficamente, ovviamente poi ogni tanto preparo un singolo e poi uscirà il disco. Se vabbè, ti farebbe piacere ritornare poi? Ovviamente, come si può? Subito, sì. assolutamente. Prima di dire sì, già ho fatto tutta la cosa. Già mi trovavo nel contesto, già cantate. Quello che ti ho detto prima, cioè lei è bravissima, è una grande voce e non lo devo dire io, no, lo sanno tutti. Però io gli ho fatto prima sentire la canzone. Se ti ricordi, te l'ho detto prima, che per me si fonda tutto sul pezzo, perché se gli presentavo un pezzo brutto, ma potevo pure aspettare che diceva no. A quel punto non è che io, perché sono io a dare forse sì, è il pezzo che deve interessare un'operazione. Poi se ci sono 2 belle voci, allora ovviamente
è tutto di guadagno, cioè io ragiono diversamente, capiti? Ragiono sulla bellezza delle canzoni, che sono quelle che restano alla fine, capito? Tu sì però, Antonia, alle prese di questo film, che adesso ci racconterai, a che stai con le riprese? Tutto a posto, Tutto bene? abbiamo terminato, Ah, benissimo. il film è in post-produzione. Dobbiamo soltanto attendere la libera uscita, Ma la guarda, riapertura dei Posso andare cinema. al piano? e poi- Sì, ma Così la metti, guardi solo a lei. Qualche piccolissima anticipazione proprio non ce la puoi dare, ancora tutto segreto. Cosa vuoi sapere? Il titolo è Io Giusy. Il film si intitola così. Non è proprio del tutto autobiografico, però diciamo che ho cercato di rappresentare un po' la categoria dei neomelodici, unitamente poi un po' della mia storia. Quindi questa giovane, umile ragazza che viene dal nulla, e poi ovviamente la realtà. Lo sei, la realtà dei fatti, è normale. Perché diventa una grande Che diventa artista. una grande artista, accerchiata da molte persone. Alla che ti fine però, sostengono. diciamo che il film viene basato poi durante, nella Le tue ripresa per origini, diventare, le però origini. racconta ben poco poi del successo, però bello, molto poi bello, una molto ripresa. emozionante. Vabbè, comunque lo vedremo. Che brano all'interno del film tu Ce accenni? ne sono parecchi. Io in primis nella vita faccio la cantante, quindi sarebbe stato veramente inutile fare un film e non cantare. Ce ne sono parecchie di canzoni, inedite ed edite. L'ultima Nino cosa. ha curato la regia, sì. Grande Nino. L'ultima cosa e poi cantate, ci puoi anticipare qualche attore che sta con te o ancora Cioè, no? noi attori c'è Gaetano Amato, bene. Enzo Pirozzi, Angelo Di Gennaro, Rosy Miranda, c'è Federica Grimaldi. Non voglio perdere qualcuno, però ce ne sono tanti di attori. Però sono tutti di buon nome. Mia sì. figlia, che Ah. ha recitato come benissimo, Noemi, quella bene. piccolina furbettina. La figlia, il figlio no? Antonio Buonomo. Il figlio c'è? No, No. bambino no. Lei c'è perché rappresenta in realtà me da bambina, quindi ecco perché Noemi recita nel film. Però mi somiglia tanto. E infatti, anche adesso sto guardando e sto notando, anche perché sono stati bravi i maestri di Red Makeup Academy. Infatti di li Pozzuoli. ringrazio. Ma che bel make-up, Poi ragazzi. tu c'è un taglio bellissimo. Ah, veramente? Ma faccio pure Vabbè. sta frangia Facciamocela domani. la frangino piazza, ci pensa. Una frangia così. Ma Gianni ti sta Gianni un po' ti sta scrupulando al aspettando. pianoforte, vuole cantare qualcosa con te. Che vuoi cantare? Volesse lei cantasse una mia figlia. Quella, la nostra Guarda sempre. con me. Ce ne sono tante, capite che mi hai fatto tu, mo? Ok, no, l'hai fatto una melodia, capite? Tutta una melodia, vai. E vattene. Facci pure la strofa. Penso fornisce un amore su poche parole. Fa la tua strofa, faccio io. Mi ricordo le parole. O prima vaso fa sbattere il cuore e l'addio fa assai male. Pure per noi è stata bella una sera, ma che la sera è diversa stasera. La scena stessa si guarda lontano, si ci vasiamo, si ci ammalassamo. E vattene, non fa niente, se la roba mi manca. E mi metto a scuorno, sono stanca, ma ritrovo la mia dignità. E vattene, non fa niente, se la roba pochi anni. Sto affannando assai sta montagna, ho perso pazienza e aspettare, perciò lasciami stare. Questo è il grande successo che lui unitamente al maestro D'Agostino mi hanno donato. Si silenzia cirena, sono la mia essenza, senza tagliano che stanno, e mi sento in croce. Cerco l'impossibile e mi scordo troppi foto che non sono libero, sì che la da femmina. Insomma una camminata, solo notti freddi in hotel, a 220 mani per te. Ma che c'è appiccica ma fa, già è poco tempo
sta, tengo l'inferno a casa mia, pa colpi chi sta amore. Quando m'appiccica con te, a colpa ronga solo a me, perché non m'era innamorata e chi mai niente mi porta. Sabato e domenica, non sai quanto mi manca, sembrerò patetico, ma per me tu sei importante. Senza mai una camminata, solo notti fredde in un motel, a 220 mani per te. Ma che ci appiccica ma fa, già è poco tempo che ci sta, tengo l'inferno a casa mia, ma colpi chi sta amore. Quando m'appiccica con te, a colpa ronga solo a me, perché non m'era innamorata e chi mai niente mi può dare. Quando gli amanti non piangono, non sono quelli che amano. noi rindomani sti lacrime, ci torniamo a spugliare. Quando gli amanti non piangono, non hanno stelle che cadono. In oscuro non servono, addosso stammi e te. Che bella guerra sì per me. Amaro l'ultimo caffè. C'avevi ma forza saluta, di mano vengo non si sa. Ma ci vedremo sempre Niente di preparato, niente di studiato, ma metteva paura pure come scudava le parole. Rimanete là. No, rimanete no, là. là. Sì. Rimanete là. Basta, non abbiamo. Sono io e No. canto tu. Allora ragazzi, qui dobbiamo sfogare, ok? Sì, La il musica, nervo. ecco, sì, comprendi? perché Però io ho una Parecchio richiesta, che non io ho una sfoghiamo richiesta perché sono il più anziano del gruppo. Quale? Tu da Gianni, io da Giusy allora. Io sono il più anziano del gruppo e avendo due voci così, una femminile e una maschile, vorrei sentire qualcosa di classico. Dimmene una. Che ma fa? Dimmene una che sei solita a cantare. Ipocrisia, non so. Quale? Era De Maggio? No, Differentemente. indifferentemente. Differentemente. Facci cantare un po' più avanti. Dai. Che dici? No, è alto, è alto. E noi per recitare l'urte masce restiamo mano a mano senza te ne curare ci guardare fammi che vuoi Indifferentemente, tanto saccio che so, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspettare di me, che indifferentemente si tu maci e non dica niente. E ridi pure mentre mi scippa piette che sto cuore
non senti più dolore, non tengo coraggio di parlare. Fammi che la cavo indifferentemente, tanto saccia che so per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspettare di mano, che indifferentemente si tu macina in un dirigo niente. Fatto ritornello al prossimo. Fammi che è sempre facile. La prensa pane. Indifferentemente, tanto saccio che so, per te non so più niente. Ma sto veleno, non aspettare mano, che indifferentemente si tu macina in un dirigo niente. I perda te. Gianni Fiorellino e Giuseppe Arasio. No, io vi volevo far scambiare un po' i ruoli. Magari tu mi facevi qualche canzone di Giuseppe e Chissà, Giuseppe ci qualche sono citofone, Gianni. No, dai, conosci qualche brano anche vecchio di Gianni, no? Nessuno. No, nessuno. Solo i no. moderni. Qualcuno- Conosce Eterno Amore a memoria. Quella la c'ho a memoria. Non è vero, stava scherzando, un qualcosa, dai, insieme. Ma lui ce ne ha tanti, che ne so, una che ne vado matta Dai, dai, proprio vai, da qua. bambino. Favole? Te sto chiamando. Quella Miccio. brutta strega. No, Però io ti seguo che ero era piccola, un po'- sei un po' più capito? piccola Ero di me. piccolina Giussi, Ma poco. Favole, la una conosci? mattina Ah. soltanto. Sì, No, sì. questa è bellissima. Zeppulelle. Ci si incontraiano, con lui ci rientra, lui ci appena si guardaiano, in viaggio nozzo no creature ci aspettavano, s'annamoraiano, rinda una chiesa amore eterno soggiuraiano, e Panzarotta e Zuppolella si sposaiano, in viaggio nozzo no creature ci aspettavano, contente Basta adesso, basta. Però ci voleva, No, Gianni, ci ci voleva, ci voleva Vieni, una- accomodatevi, Maguno, dai. fate che Però sì, prima di mandare il video e poi ce la fate qui dal vivo, ce lo Dal vivo racconto. che intendi? Dal vivo intendo che cantate sul video. O volete vedere? Che peccato No, andare su quel dai. video, che peccato. No, che allora ci peccato. vediamo il video. Ma ci vuol vediamo dire il che video. qui Quentin Tarantino mi ha chiamato, ha detto grazie al regista, complimenti al regista. Prima di vedercelo, Complimenti al regista. spiegacelo un po'. Spiegacelo un po'. Arrivo tango. Allora, avevamo il problema di come farci parlare un po' addosso. No, Te le vai no. cercando le cose? allora? Sì, No, stiamo lì- studiando, lui è la moglie. devo bravo, dirti, il poi soggetto l'ha questo è fatto il commento della Melania, moglie. non è nostro, Che non è mio. salutiamo. È stata diciamo un po' difficile mettere su tutta quella situazione perché attori cinesi in Italia mi sono accorto che è difficile recapitarli, però ci siamo riusciti insomma e quindi abbiamo fatto secondo me abbiamo mandato un messaggio importante. Questo video non si è capito se il biologo, il chimico, quello che produce questa provetta ha trovato diciamo una soluzione anti-Covid, no? Oppure è tutt'altro, così come non si capisce se quelli che parlano con lei è la mafia cinese o il governo cinese. Questo lo lascia intendere.
lo lascia anche Una supporre, libera interpretazione. sicuramente sono dei potenti, così come sicuramente quello è uno che ha prodotto qualcosa che serviva proprio tanto, insomma, capite? Per fatto che lo burdello. Mi è dispiaciuto quando hanno quasi sequestrato lei. Io poveretta, capito? Ho avuto un livido 10 giorni sul braccio, tutto a posto. Che però credo di aver, adesso a parte gli scherzi, trasmesso quantomeno un'immagine diversa, un qualche cosa che... E poi c'è la prima parte iniziale che là devo dire è stata magistrale, la realizzazione di Gianluca, perché ha inquadrato immediatamente qual era la fotografia che avrei voluto dare a questo progetto e per un attimo quando parto video ti accorgi che sembra qualche cosa che non c'entra niente con la musica, no? Più cinema, un po' Netflix, sai, quelle serie, quelle cose così. E quindi poi indovinare quel linguaggio non è stato facile. Infatti nella presentazione tu hai detto che strizzi un po' l'occhio al cinema americano, a tutta una serie di riferimenti. Altri effetti, Sì, ma poi non hai notato che là dentro c'è la formula di Dirac, no? Stile americano. Hai notato Sì, quello? Ok. sì. Ma noi ce lo vogliamo vedere. Vabbè, perché stai non lo facendo noti tu. parlare tutti quanti. Se non lo noti tu, quello... Vabbè, ce lo Vediamocelo, guardiamo. vediamocelo Vai, e poi vai. dopo commentiamo e ci salutiamo. Vai. Eterno amore. The nurse who will be administering the vaccine is Patricia Cummings. She has been working at that hospital at the United Medical Center for 15 years. She was born in Guyana, the daughter of 2 Guyanese immigrants. So she will be administering the vaccine to the Vice President-elect. And let's listen in. She will be receiving the Moderna vaccine. Earlier, the nurse who will be administering the vaccine is Patricia Cummings. She has been working at that hospital at United Medical Center for 15 years. She was born in Guyana, the daughter of 2 Guyanese immigrants. So she will be administering the vaccine to the Vice President-elect. And let's listen in to the Hello? 我们知道他了。好的，我们约他。Mai incontrato in dalla storia, non c'era mai pensato a questo giuramento. Che qualcuno mi stringeva sti catene attorno al cuore, l'eterno amore. In da memoria rimanevano le parole, in coppa poco desiderio per far amore. Tu mi guardavi e mi stringevi sti catene, non lo sapevo, mai moreva. Con te, fino al mondo mi guardo con te. Con te, roba morti in eterna, con te. Fasami carnale, belle fasami. Fasami vestita, se ne cadene, spogliami così. Sta con bencio con un vaso, che ti porta in paradiso. Come stai facendo, amore, eterno amore. Fasami senza parole, fasami. Stringiami più forte, allora fasami, e non ti fermare. Sia più bello giuramento, Sia promesso che già fa. siamo per l'eternità. Quando l'amore tiene sempre a due mare, si ha gelosia non ti abbandonano un momento. Se io viento
c'è le sentimenta di amore eterno, di amore eterno. Fino all'urto poi torno con te. Con te, roba mortina eterna con te. E pasami cannale belle, pasami. Passami i vestiti, sono carina, spogliami così. Sa comincia con un vaso, che ti porta paradiso. Come stai facendo, mo, eterno amore? Pasami senza parole, pasami. Stringiami più forte, allora passami e non ti fermare. Sia più bello un giuramento, Sia promessa che ci fa. siamo per l'eternità. Eterno amore, resta qua, nemmeno tempo fa passare. Se noi ricordi si cancellano. Tinta sto film senza età, l'ultima storia raccontata, l'ultima questa eternità. Eterno amore, eterno amore. Eterno amore, eterno amore. Professore, stavamo dicendo. Professore, qua facciamo scuola. Qua facciamo scuola. Ringraziamo Gianluca Lotta. Gianluca Lotta, grande. Stai imparando qualcosa. Ragazzi, gli ultimi Grande. saluti che faccio, purtroppo non posso leggere la domanda perché non c'è più tempo di cantare, perché dobbiamo fare i Amore, saluti. scusami un attimo, Nino devo Grasso, salutare French Antonio e zio. Emanuele, Chimenti, Pelli d'Alessio, quanti nomi c'hai? Non lo so. Comunque è un saluto a Raffaella Costantino con Angelo Paraiola e bambini. Le bambine, le ragazze. Vai, tu Zio invece? Sasi Vignati, un bacio grande, un bacione grande a te e a tutta capito la... il nome. Sasi Vignati. Sassi. Salvatore. Giussi, per esempio. Ci fatto Ok, diminuire ok, la ok. passaggio Vai. Non si era capito il nome. Ma vogliamo dire a Giussi E poi pubblica- voglio dedicare questa canzone alle gemelline di Angelo, il titolare sì, di questa grande sì. struttura che veramente oggi l'ho viste e devo dire che ne vanno matte. Ciao piccole, vi voglio bene, tutta per voi. Ma vogliamo Saluta dire la a nostra Giussi in amica diretta Carita. quello che hai detto prima a noi? Dai, di chi è- no, ha detto una cosa bella, bella assai. Quale? Di chi stava cantando questo pezzettino? Ah, Emma Marrone, sì. Eterno amore, faceva i controcanti. Vedi, è, È la, bello, è la è forza bello. della musica. Sì. Che Dio sa che è successo. O passando per l'autostrada, ha sentito la canzone, però la conosceva, quindi la teneva sul cellulare, pensi in qualche modo. Quella è stata la più grande emozione. Ma vogliamo del ricordare giorno. che, vogliamo In questo ricordare che periodo. Giussi ha uno spazio a parte a Nepoti TV? Giussi, ogni giovedì cosa farai qui? Io sono qui in diretta dalle ore 22:30 a mezzanotte e ospite mio sarà... Giovedì mio vengo io, Lui. giovedì vengo io. La ricordo, ma la raccomando. Magagna già. Ascoltate ragazzi, visto che ad ogni artista della canzone napoletana o italiana facciamo queste domande velocissime, no? Per mettervi anche, e giustamente vogliamo anche scoprire il vostro lato di velocità, se siete veloci, abili nell'affrontare ecco, qualsiasi risposta intemperie, no sto scherzando, dovete essere veloci nel rispondere a queste domande, ok? Quindi ne facciamo, Antonio, A me me ne La- fate Una 6, fagliene pure a te aspetta, no, almeno una 3. ciascuno. Facciamo ok? una ciascuno, va Una bene. ciascuno, va va bene. bene, anche perché il tempo Sì. è tiranno. Parto da Vai, Giussi. sono Come qua. ti rilassi, Giussi? Veloce. Come mi rilasso? Quando mi fanno i capelli e mi truccano. Un pregio o un difetto del tuo carattere? Tengo più difetti che pregi. Uno solo questo se ne è- serve, il uno pregio è solo. averne uno, il difetto è averne tutti quanti gli altri. Collezioni qualche oggetto, Giussi? No, per niente, butto oggetti, dalla mattina alla sera. Io non colleziono, io butto. Gianni, la cosa che ti fa più arrabbiare? La cosa è, sono tante. Però sto scoprendo che la cosa che mi fa più arrabbiare in questo momento storico della mia vita sono delle voci di questo settore, a cui ho sempre voluto bene, a cui ho sempre rispettato, tutti quanti, dal primo all'ultimo, al più piccolo al più grande, e trovo insensate le tavoliate che si fanno, includendo un nome che è il mio, che fino a
prova contraria, è un nome pulito, un nome che ha fatto sempre bene e non deve dare niente a nessuno. Questa è la cosa che mi sta dando fastidio, perché significa che ho seminato su persone male, però non ci mette niente, tiro subito i rami barco, ci mette 3 secondi, non è un problema, è castigo. Ma guarda, col tuo silenzio già li distruggi, Non dimentico. Io non dimentico. Io non mi scordo, non mi scordo. Ci vuole niente. Perché il cavoliato a me non mi hanno mai piaciuto, non serve a niente, è vero, anzi, il paese tuo ci insegna tante cose, il cavoliato non serve a niente. Questi inciuci e petecolezzi, evitiamoli. Vabbè, Giusto basta così. cessa, lingua branata. Ok. Una può cantare solo tu. Allora, Giusy, tagliamole queste lingue. Sì. Un programma televisivo Basta, preferito? Un tuo programma televisivo? Programma televisivo preferito? Bella domanda questa, anche perché in realtà che ne so, no. Prova d'abilità. Real time. Ah, bene, ok. Perché mi piacciono i schiacciabruffe, le cose. Ma come è? Ma sei bella pure le cose che schizzano le dita televisione. Sì, quello è. Senti Gianni, dopo... Però sempre che mai un matrimonio mica va sempre in onda, io non lo vedo però. Non lo vedo, però c'è. Sì, dopo ci sta. Music Farm, a quale reality vorresti partecipare? Allora, a me proposero l'Isola dei Famosi, appena dopo Lele Mora me la propose e ti tutto tu a coppa dell'elicottero. Quindi, perché lì ti devi lanciare con l'elicottero, non lo feci, per questo motivo, perché non so nuotare, la verità è Però lui voleva quella. passare sull'elicottero e ho detto non ci vengo, No, vai solo tu. Ma solo perché chiudevo delle cavate, se no andavamo. Hai capito? E poi ti sparano un sacco di soldi, vabbè. Ti sparano un sacco di Gloria a soldi. Dio, non è il momento di fare sprechi. Vabbè. No, il prossimo non lo so, reality. Nella casa ci andresti? Mi piacerebbe qualcosa tipo X Nella casa ci Factor, andresti? però stare dalla parte dei giurati. Mi piacesse staccare e vedere tutte le nuove leve, gli artisti che arrivano e premere quel tasto che si gira Fare sempre. il giudice, bravo. I Mi colori piace. preferiti di Giusy? Blu e rosso. Rosso sto sempre sulla nera. Vabbè, i colori. E invece una cosa invece che non indosseresti mai? Che non indosso con piacere, sono gli abiti bianchi, quelli chiari, non li indosso con piacere. Il mio armadio è tutto un po' scuro o magari sacco, questi colori così, ma è difficile che mi viene bianco, pure perché tenga panza e quindi la gente scura. Semplice, trucchi del mestiere, noi hanno, tu che sei un femminaio. Vai. Vero però a fine buonasera, sempre. Perdonami, non ti avevo riconosciuto Sì, vabbè, con la mascherina. con le mascherine non mascherina, riconosciamo cappelle e Abbiate bontà, io di questa famiglia sono affezionatissimo Ida, e abbiamo gli ultimi legato. 2 minuti. Perdona. Salutiamo la famiglia Zappia. Io sono legato, e tu lo sai, tantissimo a Santino, perché poi Santino ha lavorato pure con me per un sacco di tempo, e tu portagli un abbraccio mio appena lo vedi e ricordagli sempre che gli voglio un bene, ma non dell'anima, di più. E qualora lui ha bisogno di me, ci sono che sei, perché gli voglio bene. Ormai Sempre. siamo tutti bardati, quindi non ci Allora, riconosciamo. Cos'è per Giusy chiudiamo la qua, felicità? chiudiamo. Sono le Cos'è 47, per vero? l'amore Dobbiamo per i chiudere. figli? L'amore per i figli. E ok. l'ultima cosa invece, sei superstizioso? E di meno, Sì. appena mi piglia la macchina nuova cornicella, bacio su due cornicelle, sempre, mano per tutte parti si passa con qualcuno. Allora, già noi ricordiamo che domenica alle 21 ci sarà la replica di questo programma, quindi vi potete Ah, rivedere beh, anche che domenica. figata. Tanta rumena non sa magari, se non teniamo niente E da fare. intanto Ormai. Gianni e Giusy ci lasciano con un loro saluto e un saluto ai telespettatori. Sì, prima le donne e poi io, dai. Allora vado io, semplicissime. Niente di grazie, è stata una serata straordinaria. Grazie a te che sicuramente hai avuto tante idee così come Ida, ve le siete scambiati, insomma è stata veramente emozionante. A tratti mi sono veramente emozionato, ho cercato di mettere tutto il mio mestiere in mezzo per non lasciarmi troppo così, e grazie veramente. Ringrazio in modo particolare anche Angelo che mi ha permesso veramente di vivere 2 ore belle e serene. Vi lascio con un arrivederci, perché tanto ci vediamo poi dopo domani da lei, ed in generale vi lascio nelle mani veramente questo eterno amore. Un titolo del genere ti fa pensare a quanto amore si può avere nella vita, no? Che cosa può significare l'amore, che è l'unica parola che muove l'universo. Tutto il resto sono struzzate, quindi in bocca al lupo alle persone che stanno soffrendo e che ancora non riescono ad uscire da questo tunnel spaventoso, quello del Covid. Vi stiamo vicini, qua siamo ex positivi, e quindi in bocca al lupo veramente. Saluto di Giusy e poi concludo io. A prescindere che mi associo a tutto ciò che Gianni ha detto, io vi ringrazio, siete una Ma coppia ci sarà il tuo bellissima, special, artistica. Sono veramente felice di stare qua, soprattutto per tenere compagnia alle persone che sono a casa. In primis io sto a casa, quindi so cosa significa, quindi la TV veramente ci fa compagnia, e soprattutto la musica fa bene all'animo. Quindi veramente grazie ragazzi, siamo forti, che a breve tutto questo passerà, perché dovrà essere per forza maggiore così.
Vi mando un bacio grande, noi ci vediamo giovedì sera, grazie ancora a voi Grazie per per avermi essere ospitato, venuta, grazie a te. Grazie per essere venuta. Ci ha fatto una carambata. Vabbè. Grazie, vi lasciamo. Concludiamo, domenica ore 21 Sì. c'è la replica, mi raccomando seguitela, e poi la Voce di Napoli, grazie per il tuo supporto Bruno Cirillo, e poi ragazzi, martedì prossimo Non andremo in onda, andremo in non onda, andremo ecco, in volevo onda. dire questa cosa, perché salteremo perché ci sarà Sanremo, Sanremo. però ci sarà il meglio di A Tu per Tu, condotto da Ida Piccola insieme a Antonio D'Addio. E in diretta ci vediamo martedì 9 marzo, quindi buona serata, vi lasciamo al programma che segue e seguite giovedì Giuseppe Gianni Arnasi. Cappetta, Gabriele, Lello, Antonio, Giuseppe, Renato De Carmine, grazie a tutti, Licia Grazie a Giametta, tutti. Gino Grazia, e poi Red Makeup Academy di Pozzuoli, grazie. Bene. Earlier, the nurse who will be administering the vaccine is Patricia Cummings. She has been working at that hospital at the United Medical Center for 15 years. She was born in Guyana, the daughter of 2 Guyanese immigrants. So she will be administering the vaccine to the Vice President-elect. And let's listen in. She will be receiving the Moderna vaccine. Earlier, the nurse who will be administering the vaccine is Patricia Cummings. She has been working at that hospital at the United Medical Center for 15 years. She was born in Guyana, the daughter of 2 Guyanese immigrants. So she will be administering the vaccine to the Vice President-elect. And let's listen in. Hello? 我们知道他了。好的，我们约他。Non t'hai mai incontrato in la storia, non c'era mai pensato a questo giuramento, che qualcuno mi stringeva sti catene, attorno cuore, l'eterno amore. In da memoria rimanevano le parole, in coppa poco desiderio per far amore. Tu mi guardavi e mi stringevi sti catene, non lo sapevo, mai morevo. Con te, fino all'urto mi guardo con te. Con te, roba morti in eterna, con te. Fasami cannale belle, Fasami i vestiti, se ne cadene, spogliamo così. sta con benci con un vaso, che ti porta in paradiso. Come stai facendo, amore, eterno amore? Fasami senza parole, fasami. Stringiamo più forte, allora fasami, e non ti fermare. Sia più bello un giuramento, Sia promesso che già fa. siamo per l'eternità. Quando l'amore tiene sempre a dure mare, si ha gelosi non ti abbandonano un momento. Se io viento freddo non è gelo sentimento, è amore eterno, è amore eterno. Fino all'urto mi guardo con te. Con te, roba morti in eterna, con te. E fasami cannale belle, fasami. Fasami i vestiti, se ne cadene,
Questo programma è stato offerto da Amici, ma questo è il panificio che fa per me tante cose buone. E che odorino, panificio Mary. Venite con me. Mary, è un piacere farti questa intervista, anche perché tutti conosciamo questa grande realtà ormai da 50 anni sul territorio, Panificio Mary, e tu sei la protagonista. Come stai al pensiero che sarai sotto torchio dalle nostre telecamere e soprattutto di questa vostra produzione, di queste belle dolcezze infinite che offrite ai vostri clienti? Siamo soddisfatti della nostra produzione perché abbiamo tutti i prodotti naturali, sono tutti prodotti ottimi e vi aspettiamo in tanti per venire ad assaggiare. Quanti profumini, che odore speciale. Beh, ho elencato tanta buona roba, tra crostate, anche cose rustiche, piatti tipici, piatti della nostra grande città. Però la gente vuole constatare, non solo con gli occhi, ma anche col gusto. Quindi Mary, a te la domanda: dov'è che troviamo il Panificio Mary? Vi aspettiamo a Panificio Mary e vi do pure il nostro numero 081 97 67 645 e vi ricordo l'indirizzo via Montagna Spaccate 316 per prenotazioni, buffet e tutto. Vi aspettiamo. Amici, al Panificio Mary sforniamo pane ogni mezz'ora e quindi a Catatavilla. Vi aspettiamo al Panificio Mary. Non sei bella tu